anni. Allora, prego sul discorso sicurezza. Sul discorso sicurezza, diciamo, ha toccato un po' il punto prima il professore. Anche qua ci vediamo abbastanza in sintonia. Però quello che noi vogliamo fare è qualcosa in più, cioè vogliamo andare a modificare con la nostra proposta l'articolo 14 della Costituzione, dove andiamo ad inserire la legittima difesa e l'inviolabilità del domicilio. Poi per andare a toccare l'articolo 52 e 53 del Codice Penale, cioè quello che mira la nostra proposta è comunque quello di eliminare qualsiasi tipo di interpretazione bonaria a tutto vantaggio dei delinquenti. Quindi il margine di interpretabilità che può avere l'organo giudicante deve essere ristretto, deve essere portato al minimo, ok? Noi vogliamo sancire l'inviolabilità del domicilio e garantire la legittima difesa anche con l'uso delle armi all'interno della propria abitazione, okay? Senza incorrere nel reato di eccesso colposo. Questo perché crediamo che la proprietà privata intesa come privato domicilio sia sacro, è inviolabile, va invertita la scala dei valori. Alcuni, che magari hanno una sensibilità un po' più a sinistra, ci dicono: ma tu in questa situazione significa che metti 3, 4, 5 cose che ti rubano sullo stesso piano, metti la vita di una persona. Non è così, non è così, perché quando uno entra in violazione di legge all'interno della mia proprietà privata, intesa come domicilio, come abitazione, violenta la mia intimità, violenta la mia famiglia, e le ripercussioni che una persona che ha subito a livello psicologico sono indescrivibili e non hanno valore. Quindi è corretto invertire la scala dei valori. C'è una regola, la regola è la privata dimora, c'è un limite oltre il quale tu non puoi entrare. Oggi quello che manca è il deterrente, cioè un ladro, quindi un delinquente deve sapere a priori che se viola la mia proprietà privata, che se entra in violazione di legge nella mia abitazione, quello che rischia a livello di pene detentive e di incolumità fisica sono superiori al suo eventuale tornaconto economico. Per noi la proprietà privata è sacra, è inviolabile e va tutelata e salvaguardata a qualsiasi